siamo un'unica grande squadra. Quella forza di fare il primo passo. È come un'onda che si propaga. Indossano un arcobaleno di colori. Far giocare tutti insieme. Perché bisogna provare per capire. Siamo in tanti, È un format di rugby integrato, non scendono in campo con la maglia della propria società, ma scendono in campo suddivisi in abilità. Questo proprio per dare l'opportunità e lo spazio ai ragazzi di esprimere il massimo del loro potenziale. È dentro il nostro DNA di rugbisti questa attività. L'inclusione e l'accoglienza fa parte di quella che è l'attitudine dei nostri club. Ho visto dei ragazzi e delle ragazze che si sono veramente trasformati. Ci sono ragazzi che una volta non potevi neanche toccarli e oggi si abbracciano abitualmente. Sono orgoglioso che la Federazione Italiana Rugby abbia intrapreso e persegua questa strada. Il passaggio successivo sarà questo corso all'interno dei corsi degli allenatori che fanno il percorso normale per allenare le squadre. Da quando ho messo il piede ho toccato questa palla strana, ovale, è finita, mi sono subito innamorato. Allenare i ragazzi ti dà delle sensazioni e delle esperienze che in 20-25 anni di rugby che ho fatto non avevo mai ricevuto. Noi abbiamo lavorato sulla formazione e abbiamo prodotto un corso specifico per allenatrici e allenatori di rugby integrato. L'obiettivo della federazione è che ogni club di rugby abbia in prospettiva la sua attività di rugby integrato. Come Comitato Italiano Paralimpico è un onore ed è un piacere veramente poter vedere che anche lo sport ufficiale può integrare ragazzi normodotati con ragazzi con disabilità. È una manifestazione fantastica ed è un movimento che vedo ogni anno crescere. Attorno a questo stadio ci sono tante cooperative, tante società che hanno modo di dimostrare le loro peculiarità, e quello che è più importante per noi in questo percorso inclusivo è rendere la società e l'umanità pronta ad accettare che ognuno di noi è unico. Siamo in tanti, noi le canguri d'acciaio del paese, siamo in tanti. Io gioco con la squadra del Lupasti, di Villa del Brenta da 3 anni. Lo consiglio perché è uno sport bellissimo e metti tutto di te proprio alla grande. A fine allenamento diciamo 1, 2, 3 paese. Io voglio pensare che il Mogliano non sia un club di rugby con una squadra di rugby inclusivo, ma diventi un rugby inclusivo. Sono ragazzi giovani, quindi non parlano, dimostrano, hanno una sensibilità che va ben oltre il campo, ma anche a scuola i professori dicono che hanno visto un atteggiamento diverso che prima non c'era. Ed è un primo passo, perché se questi ragazzi lo iniziano a fare, anche qualcun altro inizierà a seguire l'esempio di questi ragazzi. È veramente positivo. E anche quando giocano hanno fatto molta più squadra. Il rugby consente di vivere la vita del club con le feste, con i terzi tempi, ma è un tempo in più che si gioca, no? Si mangia e si beve, è un clima di festa sempre. Venite, provate nelle nostre feste di rugby, mescolatevi nei club perché è un'esperienza bellissima e quello che vi portate a casa non ve lo dà nessun altro.